Allora, rieccoci insieme, ben ritornati nel nostro spazio informativo con Luigi Sposato, presidente di Eurointerim. Noi parliamo però delle iniziative di GUTS Network, in modo particolare ricordiamo sempre la data prossima del 7 maggio, che sarà un sabato mattina, dalle 9 alle 12 circa, 12:30 circa. Prenotatevi per questo incontro del tutto gratuito presso la sede di Eurointerim di Padova, una bellissima opportunità. Allora, spieghiamo per che cosa è una bellissima opportunità, non per cercare proprio lavoro in modo specifico, ma... Allora, diciamo che sono dei momenti di incontro tra soggetti diversi, quindi c'è l'imprenditore che vuole riuscire a comprendere come motivare il personale che gestisce, c'è l'insegnante che vuole ottenere il meglio della classe con la quale si relaziona, e c'è lo studente che vuole comprendere quali sono gli orizzonti e gli sbocchi professionali. Diciamo che sono delle presenze molto eterogenee. Gli interventi di GUTS, di questi momenti di incontro, è per fare rete, per conoscersi, per conoscere. Nelle 3 ore che presenterò personalmente, verranno illustrati quali sono stati e quali sono i comportamenti che possono portare al successo personale. E per successo personale, il successo per ognuno di noi è estremamente proprio soggettivo. C'è chi si gratifica guadagnando di più, c'è chi si gratifica ottenendo un riconoscimento sociale, c'è chi si gratifica e raggiunge il successo essendo un buon padre, quindi per ognuno diciamo, le motivazioni sono le più diverse, diversificate. Il denominatore comune qual è e quale deve essere? È un forte desiderio di migliorarsi sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista professionale. Senza quella fiammella, senza il desiderio di miglioramento, è difficile raggiungere degli obiettivi, per cui è anche inutile venire a questi incontri se non si hanno delle aspettative di miglioramento personale. Quindi non è un momento in cui si offre lavoro, poi per amor del cielo ci sono anche delle conoscenze tra soggetti che portano anche a individuare una nuova occupazione o trovare la prima occupazione. Diciamo che è un bel momento di crescita personale. Il 5 marzo che abbiamo fatto l'ultimo avevamo qualche centinaio di persone, è stata una bella mattinata e è stato così bello che sono stato spinto a riproporre di nuovo un altro incontro, appunto il 7 maggio mattina dalle 9 alle 12:30 circa a Padova, nella sede nazionale di Eurointerim, di cui io sono il fondatore e presidente. È del tutto gratuito l'incontro, come tutti gli incontri GUTS sono gratuiti. L'importante è mandare una mail se interessati a info.guts come in sovraimpressione.it al più presto, perché poi più di 150-180 posti non riusciamo a avere nell'aula. info@guts.it. Perfetto. Allora, rifacciamoci un po' qualche mail di cui ci chiedono ovviamente l'anonimato e noi lo rispettiamo, però la sostanza era questa. Ci scrive una signora che dice che lei continua a tentare la via del successo, ovvero per lei il successo sarebbe trovare un posto di lavoro. Ha 47 anni, l'ha dovuto lasciare per 5 anni perché ha avuto 2 gemelli e adesso cerca però si rende conto che lei qualcosa sbaglia e dice: però mi confronto con tante persone come me e in fin dei conti le modalità sono sempre le stesse. Chiede a te, guru del mondo del lavoro, cioè, a parte che ci chiede anche di inoltrare il curriculum, abbiamo risposto alla signora dicendo che lo può girare direttamente a Eurointerim eccetera, però di capire quali sono un po' delle strategie di comportamento, strategie di modo di porsi per non essere dei perdenti e mostrarsi già vincenti a un approccio. Quindi forse siamo ancora alla fase prima. Sì, cerchiamo di rispondere a lei e altri che similmente chiedono un po' la strategia. A questa signora mi verrebbe di dire di partecipare all'incontro il 7. Ah, ecco, allora proprio perché non verrà data la formuletta per trovare occupazione, però verranno fatti dei ragionamenti e verranno sicuramente trasmessi dei concetti importanti
per lavorare, per cercare lavoro, perché cercare lavoro oggi è un lavoro, bisogna sapere come fare, non è più come una volta dove soprattutto nelle nostre zone in Veneto avevamo la disoccupazione quasi a zero, quindi non c'era la necessità, o c'era l'ufficio di collocamento, oggi ufficio provinciale del lavoro, che offriva occupazione, non c'erano le agenzie per il lavoro, le aziende forse erano anche meno esigenti, forse facevano anche difficoltà a individuare dei profili e quindi era più facile. Oggi è difficile, oggi cercare lavoro è un lavoro, bisogna alzarsi la mattina come se andasse a lavorare e iniziare a lavorare, fare la pausa a pranzo e riprendere il pomeriggio. Che tipo di lavoro? Cercare lavoro. Come? Esatto, come? Individuando i soggetti che offrono occupazione, perché ormai i soggetti principi dell'incontro tra domanda e offerta sono le agenzie per il lavoro. Ecco, infatti i famosi centri per l'impiego, pochi funzionano, vero? E pochi, è uscito l'altro giorno una statistica, 10-1 li battiamo dal punto di vista dell'efficacia del servizio, significa che ogni 10 che ne collochiamo noi, le agenzie per il lavoro, 1 lo colloca all'ufficio per l'impiego. Ecco, quindi... ma spieghiamo una cosa, un passaggio ulteriore, perché forse questo non è stato ancora recepito. C'è chi è rimasto ai centri per l'impiego, uffici di collocamento, no? Poi già recepire i centri per l'impiego, passaggio ulteriore, poi c'è stata una modifica importante perché ha dato a soggetti privati, quali possono essere le vostre agenzie, società eccetera, la possibilità anche di allocare le persone. Sì. Quindi non è necessariamente, perché forse è rimasta nella forma mentis di molti ed è normale così, vado all'agenzia, eurointrimi della situazione e lì mi mettono nell'interinale, tra virgolette, semplicizzo al massimo i termini perché altrimenti giustamente ci fanno l'osservazione che parliamo in modo troppo tecnico. Non è più così, perché voi potete anche essere da collegamento tra l'azienda che cerca un lavoratore e il lavoratore che vuole entrare in quell'azienda, giusto? Beh, diciamo che il nostro... Spieghiamolo bene questo passaggio. Ma diciamo che la nostra missione è proprio quello di far incontrare domanda e offerta. Quindi, che un tempo non era però così. Era più forte da parte dei centri dell'impiego, insomma. Sì, ma diciamo che fino al 97 esistevano solo loro. Da quando poi dal 97 in poi è nato il lavoro temporaneo, sono nate le agenzie per il lavoro e oggi gli attori principali sono le agenzie per il lavoro. I centri per l'impiego restano per quanto riguarda il collocamento di soggetti iscritti alle categorie protette, perché loro hanno queste iscrizioni e quindi loro continuano a fare questo e noi invece facciamo il vero incontro tra domanda e offerta. Quindi per trovare lavoro bisogna quindi alzarsi la mattina, avere una strategia, sapere organizzare il proprio tempo per andare a girare nelle agenzie, portare il curriculum, sapere che quando si porta il curriculum in un'agenzia non è detto che l'agenzia si ricordi della persona a distanza di una settimana, perché ne arrivano così tanti che a volte è anche difficile, soprattutto se le agenzie non sono molto organizzate, inserire in banca dati il profilo, il nominativo. Non è una cattiveria, è proprio e quindi è proprio fisicamente, proprio dal punto di vista del tempo, difficile riuscire a dare ascolto a tutti, archiviare tutti. Quindi qual è il suggerimento? Una volta che si va nell'agenzia bisogna tornarci la settimana successiva. L'operatore che sta in filiale questo è importante, tornarci la settimana successiva. O settimana ancora dopo, non dare per scontato, assolutamente no. Se uno dà per scontato che una volta che vai in un'agenzia il curriculum entri nel circuito di tutte le altre agenzie, oppure che l'agenzia stessa che riceve il curriculum si ricordi di lui a distanza di una settimana, sbaglia, perché può darsi che sia così, ma molto spesso non è così, perché arrivano in agenzia migliaia di persone. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna presentarsi in agenzia, meglio di persona. Quando l'operatore vede che tu vai un giorno, che torni l'altra settimana, che torni l'altra settimana ancora, comprende che tu hai desiderio di lavorare. L'operatore di filiale ti vede, magari non ti dà tanto spazio, però ti vede, ti conosce
E quindi se un giorno dovesse avere delle richieste che possono avvicinarsi al profilo di questa persona che insiste presentandosi, ha molte più probabilità di chi lo manda per mail, che comunque è sempre uno strumento. Ecco perché dico cercare lavoro è un lavoro. Bisogna mettere il cuore nelle mani e avere il coraggio di presentarsi, avere l'umiltà di presentarsi, perché non è facile, soprattutto quando si perde il lavoro, non si è più giovanissimi, andare in cerca di occupazione. Magari è più facile mandarla via mail. Però via mail appunto lascia via mail è sempre positivo, perché comunque rispondi a più soggetti, e quindi va fatto anche quello. Il curriculum poi non va fatto solamente una volta, non è possibile avere solo un curriculum che valga per tutte le offerte di lavoro. Molti dicono ma io un curriculum lo faccio completo. Però a volte è opportuno personalizzare il curriculum in relazione al tipo di offerta di lavoro che viene fatta, fermo restando che ci siano le competenze, almeno un minimo di competenze. Non sto dicendo di inventare nulla, sto dicendo che se l'azienda richiede spirito di collaborazione, gestione delle risorse umane, comunicazione, può essere interessante nel curriculum specificare per esempio un'attività che magari uno fa in parrocchia, o l'attività che fa a livello sociale, di assistenza sociale o nell'associazionismo, oppure dimostrare le capacità organizzative di qualcosa, di un torneo di calcio. Ecco, bisogna personalizzare il curriculum in relazione al tipo di offerta che viene fatta. Si hanno molte più probabilità. Qualcuno dice ma io metto tutto. Questo tutto, quando viene tutto in 2 paginette, quando viene preso in mano dal selezionatore, sia che sia una persona che lavora in agenzia oppure uno che lavora in azienda, comunque più di 20 secondi, mezzo minuto non dedica al curriculum, perché ne vede tanti, va velocemente, va sulle cose che gli interessano. Più cose metti e meno tempo lui ha per concentrarsi su quello che realmente gli interessa. Parlo del selezionatore. Quindi il curriculum, bisogna creare tanti curriculum, non uno solo. Questo per esempio è un'altra piccola cosa che non si comprende. Un'azienda non prende mai la persona migliore che gli capita, prende quello che gli serve, perché uno migliore dopo un po' o va via o sconfina i ruoli che non gli competono, e allora dice questo qua non mi sta bene perché, faccio l'ipotesi, è un laureato e mi va bene, o meglio un diplomato per questa mansione. Dirà uno, ma io sono laureato, dovevo avere più diritto. Non è così, l'azienda sceglie non il migliore candidato, ma quello che gli serve. Molti infatti si lamentano, poi fanno i colloqui, vanno in azienda anche a fare durante le presentazioni, non vengono presi, dice ma io ero quello che sapeva di tutto, ho dimostrato. Perché l'azienda prende quello, quella attenta alle risorse umane, prende la persona che gli serve, non quello il migliore che gli capita. È buffo questo quello che dico, ma spesso è così. Allora, quali sono gli errori a questo punto che molte persone commettono nel presentarsi, nel porsi, perché una persona che è fuori dal mercato del lavoro anche per un po' di tempo cambia, no? Assume degli atteggiamenti diversi, quindi vediamo prima quali sono gli errori. Mi rifaccio sempre a chi ci scrive che ha queste oggettive difficoltà. Una difficoltà per esempio che hanno coloro che non sono più giovanissimi come me e che perdono il lavoro è quello di pensare che la propria esperienza, sicuramente profonda, sicuramente interessante, sicuramente significativa, maturata negli anni, debba per forza essere il grimaldello che fa entrare in un'azienda, in un'altra azienda. Nel senso, uno dice io sono così, ho così tante conoscenze e competenze, ho tanto know-how, quindi io, senza comprendere, quando va a fare un colloquio di lavoro, l'errore più grande che uno possa fare è quello di paventare tutta l'esperienza che ha. Ecco, è vero. Uno che ha tanta esperienza, che è una cosa estremamente importante anche per un'azienda nuova che vuole assumerlo, con il quale sta facendo il colloquio, deve nella fase di colloquio dimostrare interesse al posto di lavoro, interesse all'azienda, facendo delle domande e non sviscerando, mettere sul tavolo, parlando, raccontando un sacco di cose,
Perché questo? Perché l'azienda, torniamo al discorso di prima, sceglie quello che gli serve, non il migliore. Magari all'azienda non gli interessa uno formato e che abbia un know-how straordinario. E allora qual è? Uno dice: ma io ce l'ho sto know-how, che faccio? Non devo metterlo in pratica? Non sto dicendo di no, sto dicendo che tu però già ti devi mettere nella condizione di essere assunto dall'azienda. Assolutamente. E quindi per farti assumere, più che mettere sul tavolo, vomitare tra virgolette in senso buono, certo, informazioni, conoscenze, abilità, porsi in maniera umile e fare domande sulla posizione offerta. Perfetto. E sull'azienda. Allora, il tempo è volato, siamo giunti al termine. Ricordiamo il 7 maggio, Luigi, che è un sabato mattina del tutto tranquillo, molto interessante e stimolante, sede di Eurointerim di Padova, gratuito. Iscrivetevi, info@guts.it. E dovevi aggiungere qualcosa? No. No, stavo solo pensando che è importante venire, per esempio, per chi ha mandato la mail, perché se uno manda tanti curriculum e non lo chiamano, se uno fa tanti colloqui e non lo prendono, se uno cambia tanti lavori e non dura, ci sarà pure un motivo. Infatti. E in questi incontri si comprendono queste motivazioni. Torniamo su questi temi la prossima settimana, quindi non perdete la prossima puntata, che sarà sempre un capitolo avanti per trovare la motivazione per migliorare noi stessi. Grazie e buon proseguimento. Grazie Luigi.